Bene, con questo iniziamo il dibattito e chiedo a tutti di fare commenti brevi, massimo 2 minuti, in modo che riusciamo a sentire l'opinione di molte opinioni differenti. E iniziamo subito con Flavio Forlani di CIA. Un breve commento, per favore, riguardo ai temi trattati oggi. Ecco il microfono, grazie. Niente, buongiorno a tutti. Ma devo dire che questo percorso io l'ho seguito quasi dall'inizio e la novità importante per me è la presenza di un ente certificatore come CSQA a questa iniziativa, ovvero sia fino a questo momento tutte le iniziative sono state sulla sostenibilità, sono state date più per esigenze di marketing che per un effettivo ritorno e un dare e avere verso la sostenibilità. Qui quello che noi dobbiamo diremo approfondire è proprio avere una logica e un concetto che sia universalmente riconosciuto verso la sostenibilità stessa, ma che non provochi dei disagi verso i produttori, la base, perché rincorrere tutte le esigenze o le modalità su cui un'azienda, perché ha fatto un investimento nuovo, piuttosto che una scelta più ad ampio respiro, deve e porta la filiera ad adeguarsi. Di fatto l'affermazione sulla classifica dei 10 maggiori gruppi e l'affermazione che ne è susseguita è quello che l'adeguamento verrà scaricato verso il basso. Quindi noi come produttori agricoli, come allevatori siamo la base, il basso, andiamo ad assorbire tutto questo. Quindi da una parte c'è una felicità nel partecipare a un miglioramento delle situazioni di benessere, dall'altra la preoccupazione di come adeguarsi. Grazie. Grazie. Ora vorrei chiedere un intervento di Lorenzo Bruniera, che è presidente della Latteria Soligo e recentemente eletto presidente del Consorzio di Qualità Verificata. E a seguito Augusto Guerriero, presidente di Latte Busche. Prego Lorenzo. Tanto buongiorno a tutti. È molto interessante oggi perché meglio mettersi distante da lì, giusto, va bene. Quello che oggi mi chiedo come allevatore è una cosa, visto i numeri che ci hanno dato, visto l'inquinamento che portano i nostri animali, no? Ma serviamo? È una cosa che vorrei chiedere ai consumatori, perché se serviamo continuiamo a produrre, migliorandoci, perché è molto interessante quello che oggi abbiamo visto. Io credo che l'agricoltura da sempre ha cercato di migliorarsi e di portare innovazione all'interno dei nostri allevamenti. Il mondo sta cambiando, io mi ricordo quando nel 1975 ero amministratore del mio comune, 750 stalle, oggi ce ne sono 5. Io credo che il cambiamento c'è stato, non è che bisogna spingerci ancora, il problema è dove dobbiamo andare. E questa è una delle cose che non è che sia facile andare a casa e dire ai miei soci cosa devono fare domani mattina, perché sentirsi delle lezioni è una cosa bella, poi mettersi in un allevamento che si prende quei 35-40 centesimi del prezzo del litro del latte. Da parte mia io cerco, nel mio piccolo ho detto, ma perché il fotovoltaico a terra? Ma perché i biodigestori sono stati fatti a mais e non sono stati fatti con quelli che sono i resti dell'agricoltura e non solo, ma anche di quello che è il sociale? Mentre si è visto delle speculazioni, il nostro Stato dov'è? Non so, mi verrebbe voglia di dire che visto che adesso ci sono queste elezioni politici, no? Uno ti dà 1.000 euro, l'altro ti tira via la tassa dell'università e via dicendo, forse non serve neanche più fare gli agricoltori, non serve neanche più produrre. Poi andiamo su qualità verificata. Io penso che sia un qualche cosa che noi dobbiamo percorrere questo. La Regione ci mette a disposizione questo strumento, ci sono le DOP che difendono quei prodotti DOP, IGP che ci sono, ma c'è anche del prodotto generico che dovrebbe essere tutelato su questo.
dai ragionamenti, ringrazio il professore per quello che ci ha detto, per quello che mi ha insegnato oggi. Io chiedo a te, Angelo, ma il latte è tutto uguale? Dobbiamo dare un prezzo unico o dobbiamo dare qualcosa di diverso? Perché questo è quello che mi sento di dire e di portare a casa, perché se il latte fatto in una maniera è diverso, deve essere pagato in maniera diversa e il consumatore me lo deve percepire questo, perché altrimenti no, credo che vincono quelli che sono all'estero in questo momento. Manca un litro di latte, se lo tengono a casa, non sanno che cosa fare, ci stanno inondando. Io sono qui perché sono un agricoltore. Sono naturalmente anche una persona che guardo il territorio, ho figli, ho nipoti e il territorio deve essere salvaguardato. A scuola mi hanno sempre insegnato, addirittura quando andavo all'agricoltura, di dinamizzare l'acqua, perché l'acqua è un ricordo, il mio professore di scuola a quei tempi. Perciò sono molto attento nel mio allevamento, molto attento che si può combattere le mosche senza doverle irrorare con pesticidi e veleni, che ci sono strumenti, però dobbiamo conoscere per fare tutto questo. Se conosciamo, riusciamo anche a cambiare. Sulle micotossine, appena venute fuori, andavamo via di testa. Ma nel momento in cui conosciamo le micotossine e come si comportano, diventa più facile anche gestirle sulle nostre aziende. Questo non vuol dire che le abbiamo gestite, ma diventa più facile. Ecco che il problema, no, cerchiamo di risolverlo. Su tutto questo io credo che dalla parte dell'università, che ci dà sicuramente delle conoscenze una mano, poi dobbiamo andarle a applicare, però alla fine della fiera dobbiamo far che se il nostro latte, se per la sostenibilità è diverso, il consumatore ce lo deve riconoscere. Credo che il marchio qualità verificata, che possiamo mettere la fiducia e tutto quello che c'è, perché mi sono scritto alcune cose, la tracciabilità, un'agricoltura pulita, salute e sicurezza. Avete parlato anche di quelli che sono i medicinali. Pensate che quando che vedo i rappresentanti dei medicinali io mi diverto ad andare a acquistare dei medicinali, costano poco, non costano niente, no? Ci divertiamo a fare le punture. No, io credo che su tutto questo l'agricoltore si schifa di dover fare una puntura a un animale. Perciò dobbiamo anche capire perché in questo momento nei nostri allevamenti stiamo usando troppi medicinali, perché quando ai miei tempi di medicinali non ce n'era mica, c'era qualche sulfamilico e gli animali c'erano. Torno però a quello che ho detto prima, che nel mio comune c'erano 750 allevamenti, oggi ce ne sono 5, basta poco per farli sparire anche questi. Grazie a tutti. Grazie Lorenzo Brugnera. Augusto Guerriero, presidente Latte Busche. Non ti dite quanti produttori di vino che ne però sul tuo territorio al posto di quelli del latte? E dopo te mi spiega il motivo perché quello lo produco perché assieme facciamo qualche bella bevuta. A parte gli scherzi, ringrazio tutti quanti, Angelo Rossi, per questo convegno interessantissimo. Io adesso parlare dopo che hanno parlato Brugnera, sono per forza ripetitivo, perché comunque l'azienda Latte Busche, come ha spiegato prima la dottoressa Vallo, è da diverso tempo, ormai da anni, che fa sostenibilità. Io credo che faccia sostenibilità da sempre, perché quando pensiamo che andiamo a fare 100 km per andare a prendere il latte in Cadore o in Comelico, in queste giornate anche fredde di neve e così, per la salvaguardia di quei territori, credo che di questo Latte Busche ne sia fiera e orgogliosa. Per quei territori abbiamo cercato di coinvolgerli anche nel distretto biologico dell'alta provincia di Belluno, appunto per poter dare una remunerazione del latte superiore, perché la sostenibilità, il primo punto fondamentale della sostenibilità sul nostro sistema agricolo e cooperativo del settore lattiero-caseario è la sostenibilità economica dei produttori di latte. Se non c'è sostenibilità economica dei produttori di latte, tutto il resto è fumo. A me dispiace dire questo, però purtroppo sentir parlare di aziende multinazionali che fanno sostenibilità nell'ambiente, in questo e quello, e poi la loro prima voce di bilancio è l'unità di costo del litro latte, perché più basso è l'unità di costo del litro latte e più reddito e sostenibilità fanno loro, allora a questo punto credo che ci sia una controversia su tutto il ragionamento, un contrasto di punta su questo, perché o sosteniamo tutta la filiera, allora quella è sostenibilità, e non deve essere, come diceva prima il Presidente della CIA, che condivido in pieno,
che devono essere gli ultimi della filiera che pagano sostenibilità di tutti, perché sennò non andiamo a nessuna parte. Io mi auguro che questi convegni aiutino a far sì che entri nella mentalità della gente e venga riconosciuto dal consumatore l'importanza delle produzioni locali, delle produzioni delle aziende territoriali, che adesso non sono più le piccole cooperative che lavorano a 20 quintali di latte, ma sono le cooperative che raccolgono il latte a migliaia di quintali e che cercano di fare meno strada possibile per raccogliere il latte e che cercano di dare redditività e reddito a quei produttori di latte. Devo dire anche qualcosa contro, se mi dai ancora un minuto, Angelo, qualcosa in contrasto anche su questo per quanto riguarda noi allevatori, perché anche noi allevatori abbiamo dei punti critici in questo momento di sostenibilità. Purtroppo ci sono troppe aziende agricole che portano reflui dalla provincia di Vicenza a Rovigo, a Ferrara, per rispettare il rapporto SAU, UBA-SAU. Questo bisogna anche tenere un po' in considerazione, bisogna limitarsi, perché il problema del reddito del latte è anche la quantità di produzione di latte che viene fatta da noi. Le nostre due regioni principali produttrici di latte, il Veneto e Lombardia, in questo momento stanno dando numeri da pazzi. Se non entriamo nella logica di noi allevatori che per produrre non serve a niente, ma serve solo a farci male, veramente capiamo che prima o poi, a forza di farci karakiri, come dicevano una volta i giapponesi, prima o poi qualcuno ci lascia anche le penne. Vi ringrazio tutti quanti. Grazie Augusto Guerrieri. Piercristiano Brazzale di Brazzale SPA, ti chiedo un breve intervento. La vostra impresa ha un'efficace strategia di marketing che si attinge anche alla sostenibilità del territorio. Abbiamo visto che anche Mario Dalla Riva citava l'esperienza del Gran Moravia. Ma al di là del marketing, la sostenibilità è una favola da raccontare al consumatore o è qualcosa che si può e che si deve veramente fare? Fai la domanda alla persona giusta. E io non so se qui le persone sanno, ma io sono responsabile ambiente della Federazione Mondiale del Latte. Quindi mi occupo. Vorrei che non portare questo nome, ma qui sono in veste di rappresentante della fila IDF. E a proposito di sostenibilità avrei tantissime cose da dire, purtroppo c'è poco tempo, però vorrei fare 3 precisazioni su quello che è stato detto qui. La prima è, devo fare i complimenti vivissimi a Luigino per l'introduzione che ha fatto, perché è la prima volta in Italia che sento una persona che ha un approccio olistico sulla questione sostenibilità. E tu hai veramente detto tutto. Veramente complimenti. E non è una captatio o benevolenza la mia, perché le stoccate non ce le risparmiamo quando ci sono da darcele. Seconda cosa, vorrei fare un'osservazione e rimarcare quello che ha detto Alessandro Mocellin e il presidente di Busche. Non esiste sostenibilità ambientale se non è associata a sostenibilità economica. E questo cosa vuol dire? Qualsiasi investimento in sostenibilità deve essere sostenibile anche dal punto di vista economico, quindi creare profitto. Non vergogniamoci di dirlo, deve creare profitto. Quindi gli agricoltori, ma così come gli imprenditori, investono solo quando c'è una convenienza economica. Quindi sono perfettamente d'accordo con loro. Ed è quello che dico a tutti i convegni a cui presenzio come relatore, è la prima cosa. Perché economia e ecologia hanno lo stesso prefisso, quindi fanno parte, sono strettamente interconnesse. Terza cosa importantissima e fondamentale. Io venerdì sono stato relatore a Siviglia al Congresso Mondiale sul ruolo del dairy nella nutrizione sostenibile. Sono stato relatore e anche conduttore del convegno. Vi chiedo, secondo voi è vero quello che ci raccontano i nostri indicatori, carbon footprint e water footprint, che la produzione della carne e del latte sono quelle che hanno il maggior impatto ambientale?
Mi rispondete? È vero? Sono palle, ma palle causate da noi. Io mi occupo, abbiamo redatto lo standard del water footprint, abbiamo redatto lo standard del carbon footprint come fila IF, però io li critico di base perché sono sbagliati in parte per come sono impostati, ma soprattutto per come sono presentati al consumatore. Io l'altro giorno ho presentato uno studio che ha stravolto tutti i presenti. Ho dimostrato che, vediamo se riesco a spiegarlo perché ci ho messo 40 minuti per spiegarlo, però ho dimostrato che, e lo faccio breve, se noi consideriamo il carbon footprint e il water footprint delle varie componenti di una razione equilibrata all'interno di una dieta mediterranea, e vediamo che la componente dairy e carne, in termini di carbon footprint e water footprint, hanno impatti ambientali uguali o inferiori a quella che è la componente frutta, vegetali, patate, cereali vari. Questo nell'ambito della dieta mediterranea. Se lo andiamo a vedere nell'ambito della New Nordic Diet, la dieta nordica che viene assunta in centro e nord Europa, addirittura sono quelli che hanno il minore impatto. Ecco. Quindi cambiamo il nostro approccio, ma soprattutto noi, tutti noi, cominciamo a comunicare meglio al consumatore, perché alla fine dobbiamo vendere quello che produciamo. Grazie per Cristiano. Mauro Tognolo, proprietario del caseificio Tognolo, ti chiedo una battuta in 2 minuti secchi, anche a te la stessa domanda. La sostenibilità è una favola o si può fare? E conviene fare sostenibilità? Dicessi adesso che la sostenibilità è una favola, qualcuno mi impiccherebbe, giustamente, ma non solo. Vediamo. Facciamo un partito sulla sostenibilità con tutte le implicazioni etiche e morali connesse e il 4 marzo vinciamo di sicuro. Per dire, la sostenibilità di cui oggi parliamo, per molti di noi è un concetto noto, dovuto, e ci lavoriamo da anni. Bene, è bellissimo parlarne, è bellissimo correggere e specificare chiaramente i temi. Mi è piaciuto moltissimo l'intervento di Cristiano, così come la nota del signor Boselli, che è molto intelligente, perché poi noi dobbiamo guardare il nostro vero concetto di sostenibilità. Dal punto di vista tecnico abbiamo parlato, dal punto di vista economico vorrei dire che l'economia ci porta da sola verso scelte compatibili con l'ambiente. La riduzione dell'utilizzo dell'acqua, la riduzione o l'uso responsabile delle risorse ci è anche imposto dalla scarsità attuale e prospettica delle risorse. Se noi imprenditori pensiamo che dovranno costare di più nel futuro, avete sentito dell'acqua per Centrale di Vicenza, siamo obbligati a percorrere questa strada. Nel tempo vorrei che però fosse chiarito anche la modalità di comunicazione e di gestione da parte delle nostre aziende del concetto di sostenibilità. E mi spiego. Cos'è che vogliamo comunicare? Non deve essere uno sterile marketing a dire delle nostre buone pratiche che tutti siamo costretti e usiamo fare in azienda. Dobbiamo fare un salto successivo. Quello che è un must non deve diventare una cosa certificabile. Io non voglio certificare il fatto che io non butto la cicca per terra. Voglio che sia sanzionato colui che butta la cicca per terra. Accetto invece, e voglio, perché diventa uno strumento di marketing per me, spero che poi l'esempio calzi, che sia certificato il fatto che io raccolgo la cicca che ha buttato per terra l'altro. Questo è un vantaggio di marketing, un vantaggio competitivo. Quindi, sulla certificazione, tutti noi abbiamo già 1000 certificazioni. Cerchiamo col tempo, e gli enti adeguati vorrei che lo proponessero, di spostare in alto l'asticella del must. Il must e le sanzioni. La sostenibilità deve diventare un obbligo per le aziende e sul quale non dobbiamo discutere. O ce la fai o non ce la fai. Certifichiamo invece, ma magari invece di avere 6.000 certificazioni come ormai ci è richiesto, facciamone qualcuna di fatta bene che comprenda tutto, certifichiamo il di più, perché la certificazione per noi deve diventare non uno strumento di controllo, ma uno strumento di marketing, un qualcosa di vendibile. Questa è la mia considerazione, ma vorrei aggiungere un'altra cosa.
giusto, considerazione che faceva. Ma qual è il nostro vero concetto di sostenibilità sul formaggio? Adesso non me ne voglia Silda, eccetera, eccetera. Però vorrei introdurre due temi che mi sono cari. È più importante dire che il Delvo C della Pimaricina si producono senza ammazzare i bambini, o è più facile dire che il formaggio fa naturalmente la muffa? Primo tema. Secondo tema, è bello dire che le confezioni, la plastica si producono in maniera responsabile, ma se pensassimo a riproporre un modello in cui riduciamo il numero e la quantità di confezioni. Vi saluto. Grazie Toniolo. Ora vorrei sentire Manuel Lugli, allevatore che conferisce il latte alla Latteria Sociale Mantova. Manuel, tu in un recente incontro con i giovani allevatori mantovani hai dichiarato che è importante comunicare l'azienda agricola direttamente al consumatore. Puoi suggerire alcune linee operative da seguire anche secondo gli interventi di oggi? Sì, quanto ho sentito oggi direi che accredita sempre di più le mie convinzioni, cioè quanto ho detto all'ultimo intervento. Nel senso che ho l'impressione che a volte l'azienda agricola venga snobbata, cioè ancora prima di arrivare all'industria di trasformazione, poco spesso secondo me si pensa che l'azienda agricola è il luogo in cui il cibo si produce, cibo inteso come fabbisogno primario per eccellenza, è il posto in cui viene preservato e tutelato il territorio, rendendolo, mantenendolo fertile. Sono concetti che troppo spesso vengono resi normali, automatici, scontati, però dobbiamo un attimo soffermarci a pensare che non sono scontati, perché dietro c'è un lavoro storico e quotidiano che rende possibile questo. L'azienda agricola è quel posto, diciamo, dove trovano concretezza tutti quei principi che sono stati esposti nella maggior parte dei casi oggi, relazioni interessantissime. L'azienda agricola è il punto di partenza su cui si fonda tutta la filiera, perché se non ci fosse l'azienda agricola intesa come produttore di beni primari, tutta la filiera non avrebbe senso, no? Oltre a questo dobbiamo dirci e comunicarlo soprattutto al consumatore che l'azienda agricola svolge la propria attività già sottostando a una serie di leggi, norme, regolamenti che oggi esistono, perché il benessere animale oggi è legge, la direttiva nitrati oggi è legge, l'uso dei farmaci, considerando che se noi mandiamo un animale al macello con inibenti c'è un processo e risvolti di tipo penale. L'acqua che noi utilizziamo non è illimitata, cioè abbiamo già assunto questo concetto, non è illimitata, ma diciamo la utilizziamo nel momento in cui i vari consorzi di bonifica ce la centellinano a seconda della disponibilità o meno. Quindi noi per primi, ancor prima che ce lo impongano, abbiamo cominciato a concepire delle culture, proprio piani agronomici, che prevedono culture che ha bisogno di meno acqua, i cereali autunno-vernini, mi viene in mente il sorgo d'estate rispetto al mais, quindi abbiamo già iniziato anticipando quello che potrà essere delle direttive future. Dov'è il problema? Il problema è che storicamente non riusciamo a comunicare questi concetti al consumatore, mentre al consumatore arrivano messaggi quotidiani proprio di deriva mediatica che vuole il settore primario come il colpevole di buona parte dei mali del mondo, no? Dobbiamo combattere oggi più che mai questa deriva mediatica cercando di raccontare la verità, perché già gli argomenti da apportare al consumatore ci sono e con un po' di presunzione sappiamo di essere dalla parte della verità. Il come fare è più facile dirlo che attuarlo. Prima di tutto ritengo che ci sia da fare rete, come è già stato detto più volte, siamo consapevoli tutti che c'è da fare massa critica, gruppo, e trovarci coesi nell'individuare quella volontà forte di comunicare al consumatore quello che già di sostenibile facciamo, utilizzando anche dei testimonial credibili. Cos'è il testimonial credibile? È quello che apporta con motivazioni scientifiche, con supporti scientifici le varie tesi.
Il come giocando sugli stessi campi dei detrattori del nostro lavoro, che sono tutti i media, partendo da internet, che il mondo oggi gira attorno a lì, partendo dalla stampa, dai giornali, dai siti più credibili quali CLAL. Quindi dobbiamo battere, secondo me, su questo concetto di apportare quello che oggi è stato detto al consumatore, perché fino a quando ce lo diciamo noi nei vari convegni all'interno di quattro mura siamo tutti bravi, è tutto bello, va tutto bene. Dobbiamo fare un passo ulteriore, quello di comunicare al consumatore tutto quanto è stato detto di positivo oggi, insomma. Grazie Manuel, grazie. Francesco Pagiusco, anche a te chiedo un breve commento. Brevissimo ragazzi, che siamo in chiusura. 2 minuti, poi subito dopo la GDO. Buongiorno. Non posso aggiungere altro rispetto a quello che hanno aggiunto i miei colleghi allevatori, se non fare un piccolo esempio, perché ho la fortuna di avere un'azienda agricola che si divide in 2 fasi, perché ho una parte in pianura e una parte in montagna. Per farvi rendere conto quanto siamo distanti da pagare il prezzo al latte per un'azienda sostenibilissima come quella in montagna e un'azienda, quella in pianura, che ha tutte le certificazioni CSQA del caso. Siamo 4-5 centesimi di differenza. Un'azienda in montagna prende meno di un'azienda in pianura con tutte le certificazioni del caso. Siamo molto distanti e dobbiamo prendere una strada giusta, perché noi, nel senso, dobbiamo prendere la strada giusta per poter portare il giusto prezzo del latte, senza però ridurci ad una spugna ed assorbire tutte le vostre direttive e dover investire ed investire ed investire come sempre. Grazie. Grazie Francesco. Ora do la parola a Vincenzo Giuliani di Conad, al quale poi seguiranno Claudio Truzzi di Metro e Fabio Ungarelli di Coop Italia. Prego Vincenzo, cosa ne pensi degli interventi di oggi e come vedi la sostenibilità nel Veneto? Allora io mi limito a dire che siccome siamo stati chiamati in causa ancora una volta sui prezzi del latte, prezzi dei formaggi eccetera, noi svolgiamo un servizio, trasferiamo la merce al consumatore. Avvicina per favore il microfono così ti sentono anche fuori. Non abbiamo purtroppo la bacchetta magica per determinare i prezzi di vendita al pubblico, siamo sul mercato, dobbiamo vendere, farci concorrenza, quindi i prezzi non li facciamo noi, li fa il mercato. Quindi il gioco della domanda e dell'offerta, quindi è stato citato da qualcuno prima che se non si governano le produzioni di latte e di formaggio correttamente rispetto a quella che è realmente la potenzialità del mercato, il mercato crolla, e questa è una legge, non è che è la distribuzione che è cattiva. E poi c'è un altro tema che è stato sottolineato anche dal professore e che voglio richiamare, che è quello del valore. Cioè la sostenibilità, se non viene trasferita come valore al cliente finale, non siamo in grado di valorizzarla e quindi di pagare di più i costi che ci sono dietro per praticarla. Quindi per fare questo bisogna fare cultura, e la cultura si fa a tutti i livelli. Qualcuno ha detto prima giustamente anche nelle scuole. Io credo che in realtà oggi i consumatori non siano assolutamente preparati su questo argomento. Qualcuno prima ha citato delle ricerche, qui siamo tutti gente del settore, tecnici, e quindi sappiamo le cose, ma la gente comune non sa che per esempio fare un viaggio in aereo, non dico alle Maldive, ma in Grecia, ha un impatto ambientale che magari è molto superiore di quello di un allevamento, che magari viene messo sotto critica nel pensare comune. Quindi, come è stato detto, è un tema molto vasto, che non riguarda solo l'agricoltura, riguarda l'attività di tutti i giorni, i consumi di tutti i giorni, e il consumatore è al centro di tutto. Abbiamo visto che ancora oggi spreca il 30%. Il 30% ha un impatto sulla sostenibilità enorme. E qui mi fermo. Faccio un'altra notazione sull'aspetto sociale.
E mi piace sottolineare che l'impresa cooperativa, noi siamo un'impresa cooperativa, è tornata un'impresa di moda in questo tema della sostenibilità, perché comunque ha dimostrato di essere una forma di impresa, oltre che sostenibile dal punto di vista sociale, anche vincente da un punto di vista economico. In Italia ci sono diversi settori in cui le imprese cooperative, non ultimo la distribuzione, sono leader di mercato. Quindi anche questo è un vanto e anche questa è una specificità nostra italiana che dobbiamo coltivare. Ciò non toglie che ci sono imprese private che sono in grado di fare sostenibilità sociale, questo ovviamente va da sé. E niente, quindi io mi fermo qui, non ho altro da aggiungere sul resto, è stato detto tanto. Grazie Vincenzo Giuliano. Grazie. Claudio Truzzi, tu sei esplosivo, quindi ti chiedo un brevissimo commento. Piero Sassate o no? No. Grazie, buongiorno, complimenti per l'evento, voglio essere sintetico. Allora, la sostenibilità è stata praticamente la reazione alla globalizzazione, altrimenti eravamo tutti finiti, giusto? Bene, allora, noi abbiamo che come Italia il sistema agroalimentare due leve. Uno ce l'ha regalato la Commissione europea, che sono le DOP, perché se non avessimo le DOP tutte le produzioni andrebbero localizzate in paesi più economici. Secondo, per tutte le commodity oggi abbiamo quindi quello che è il cavallo di Troia della sostenibilità. Se non cavalchiamo quindi questo cavallo rischiamo che tutte le commodity italiane vadano quindi a perdersi per strada. Lo dimostra il fatto del Barilla che ha chiuso quindi l'accordo con la Coldiretti per quello che riguarda il grano italiano. Magicamente il grano italiano è diventato importante se vogliamo parlare di pasta italiana. Lo stesso discorso deve essere fatto anche nel mondo lattiero-caseario. Quindi se noi vogliamo e abbiamo capito che dobbiamo quindi sensibilizzare il consumatore, perché davanti allo scaffale è lui che sceglie, e quindi scegliendo non deve esserci solo la leva del prezzo ma dei valori del prodotto, e quindi per trasferire questo importante quindi plus della sostenibilità dobbiamo definire un protocollo nazionale, perché è bello quello che è stato fatto, i complimenti in Veneto, ma avere tanti loghi quindi distribuiti a macchia di leopardo nel sistema Italia crea confusione al consumatore. Bisogna creare un sistema Italia sulla sostenibilità, bisogna che tutti gli attori della filiera, che se prima era quindi c'era un sistema quindi economico lineare, oggi è circolare, in questo sistema quindi gli attori sono il mondo allevatoriale, quindi oggi mi sembra che sia quindi ciò che riguarda Coldiretti ma anche la Confagricoltura è allineata, il mondo della distribuzione c'è. Oggi bisogna sapere anche se l'industria quindi è disposta a fare questo passo di bandire quindi il latte che viene da paesi non UE che costa quindi 4-5 volte meno, e di fronte a ciò si definisce un protocollo di un sistema quindi sostenibile, che è quello che noi dobbiamo andare poi a trasferire, perché se oggi ogni singola azienda, come facciamo noi anche i miei colleghi sui nostri siti, parliamo di sostenibilità, legame al territorio, ma a macchia di leopardo non fa presa sul consumatore. Abbiamo bisogno di un logo istituzionalizzato che venga quindi sposato dal Ministero delle Politiche Agricole e dal Sistema Italia. Vi ringrazio. Grazie Claudio. Ora Fabio Ungarelli di Coop Italia. Sono l'ultimo a parlare? Della GDO sì, e dopo facciamo l'ultima volata con le conclusioni di Alberto Andreolo. Perfetto. Buongiorno a tutti. Io sono in difficoltà un attimo per 3 motivi. Il primo perché sono un po' indisposto, il secondo perché è già tardi e quindi non posso fare un intervento lungo, il terzo perché io sono un commerciale e quindi non sono molto avvezzo sul discorsi di controllo qualità piuttosto che di marketing. Però sono stato aiutati dai rappresentanti della grande distribuzione prima, che hanno dato risposte chiaramente su quelli che possono essere le aspettative o quelle che sono le leve. Per le leve aggiungerei anche sulle leve anche il discorso dell'Origine Italia, che ha dato un certo tipo di vantaggio, un po', che non è da sciupare però. Per cui, essendo l'ultimo della grande distribuzione, io volevo dare solamente un messaggio che viene un po' da quello che sono le analisi che noi abbiamo sui consumatori, perlomeno sui consumatori dell'insegna che io rappresento, quindi la Coop, e sono sempre consumatori molto attenti. Il discorso della sostenibilità, ecosolidarietà, ecocompatibilità sono leggermente
sfumati, però sono già nei pensieri del consumatore, quando il consumatore fa un atto d'acquisto di un qualsiasi bene. Prima parlava il professore, parlavano altri di prerequisiti. I prerequisiti ovviamente sono l'igienicità del prodotto, la solubilità, la sicurezza alimentare. Adesso penso che a breve i discorsi di sostenibilità possa diventare un prerequisito perché il mondo sta arrivando su questi temi. Anche all'estero, non solo la Nestlé ma ci sono degli altri, iniziano a portare dei messaggi forti sull'ecosostenibilità e sono multinazionali, non sono cooperative. Per cui l'invito che io posso fare è quello di continuare su questa strada, cercare di valutare giustamente gli impegni che state portando avanti e continuerete a portare avanti sulla sostenibilità, cercando di capire che più che un costo è un investimento per il futuro. Grazie. Grazie. Ora l'ultima volata e poi tutti voi attendo un meritato buffet. Andiamo velocemente con i saluti di Avepa, Veneto Agricoltura e le conclusioni poi e infine di Alberto Andriolo. Per Avepa, Fabrizio Stella. Fabrizio, le chiedo un breve saluto alla platea. Benissimo. Non ti sentiamo. È stato spento il microfono. Io non dovevo parlare, quindi no, è tutto interessante, complimenti per chi ha organizzato, è sempre un motivo di accrescimento culturale. Io non ho nulla da dire, nel senso che spero che possiate fare massa critica, spero che le best practice che ho sentito oggi siano messe a disposizione di tutti, perché solamente il mio modestissimo pensiero è solo abbattendo i costi, ma non che vadano a ricadere sugli ultimi, che si può fare impresa. D'altronde vi confrontate con colossi che hanno decine di migliaia di soci, quindi voglio dire, credo una naturale indicazione su quello che dovrà succedere su questo mercato. Per il resto il mio compito è darvi i soldi presto per aiutarvi. Vi ringrazio tanto e in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie. Grazie. Per Veneto Agricoltura, Alberto Negro. Un breve saluto. Grazie. Oggi ho sentito parlare di temi sicuramente molto importanti. Ho notato che il tema della sostenibilità non è solo una volontà virtuosa da parte di alcune aziende, ma una necessità. Mi sembra che la strada sia stata tracciata, molti temi sono stati chiariti, la comunicazione rimane ancora l'ultimo tassello. La signora Maria deve capire perché comprare un prodotto piuttosto che un altro, e questo è assolutamente importante. Qualità verificata aiuta sicuramente su questa strada. Veneto Agricoltura che cosa può fare? Veneto Agricoltura è impegnata in alcuni di questi temi. La sostenibilità in agricoltura noi la stiamo testando, la stiamo provando nelle nostre aziende agricole. I risultati li rendiamo pubblici. Stiamo lavorando anche con l'Istituto di Thiene per quanto riguarda i laboratori e la ricerca, quel po' di ricerca che facciamo, e su questo i produttori del latte lo sanno, però stiamo anche facendo moltissimo attraverso la nostra società CSQA. Quindi mi ha fatto molto piacere sentire qual è il supporto e qual è l'intervento che CSQA può fare su questi temi. Io mi auguro che, secondo le ultime indicazioni della Regione, CSQA sia la società controllata al 90% da Veneto Agricoltura, che rimanga in ambito Veneto Agricoltura, e
e quindi che rimanga nell'ambito della regione. Ci sarà un passaggio formale nelle prossime settimane, però fa piacere sentire quante belle parole sono state spese e quanto lavoro è stato fatto da CSQA in questo settore. Quindi un grazie particolare a Luigino Disegna e a tutti i suoi collaboratori. Grazie e buon lavoro a tutti. Invitiamo quindi Alberto Andreolo, Direzione Agroalimentare Regione del Veneto, a concludere i lavori. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie ovviamente per l'invito e per l'occasione che ci è stata data. Questa mattina abbiamo sentito molte indicazioni, molte suggestioni, senz'altro utili. Noi abbiamo un rapporto con tutti quelli che sono gli attori della filiera e anche in particolare nei tavoli di concertazione andiamo ad incontrare gli operatori e acquisire informazioni e anche consigli. Andare a parlare di qualificazione del prodotto oggi è stato ovviamente quasi andare a ribadire la necessità di un prerequisito. Si parlava sotto alcuni aspetti, ma a questo punto credo sia una situazione che non può essere assolutamente lasciata da parte, ma soprattutto perché per il fatto che con i sistemi di certificazione a livello comunitario noi possiamo anche dare una spinta e una indicazione per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti e delle risorse che possiamo mettere a disposizione. Il programma di sviluppo rurale da una parte, ovviamente, e le risorse, ahimè, assai esigue, che il bilancio regionale ci consente anche di attivare. Diciamo che la certificazione privata comunque, e oggi abbiamo parlato anche di questo, deve essere riconosciuta dall'autorità pubblica ed è anche novità insomma, abbastanza recente del Ministero che ha aperto un avviso a presentare appunto manifestazione di interesse a riconoscimento dei regimi facoltativo di certificazione. È chiaro che questo può essere una strada e noi dovremmo tener conto di questa nuova opportunità perché nel PSR noi non abbiamo avuto questa occasione in quanto siamo limitati alle certificazioni già riconosciute. Però da una parte esempi come prima sono stati citati, quelli della qualità verificata, possono essere supportati e integrati da questi tipi di certificazione. È chiaro che però non possiamo parlare di certificazione, di valorizzazione dei prodotti se non andando a sostenere quella che è l'organizzazione, l'efficienza del sistema e la comunicazione. È stato ripetuto varie volte perché dare valore alla sostenibilità diventa ovviamente anche riconoscere il valore del lavoro, dei saperi, delle tradizioni e del territorio. Quindi nella ricerca di quello che è il profitto da una parte, è stato anche cercato, ma giustamente la sostenibilità ambientale non può essere disgiunta da quella economica, da quella sociale, ma soprattutto nella valutazione dell'impatto che l'attività ha. Per quanto riguarda poi, e mi riferisco al famoso sasso nella piccionaia che anche Luigino ha citato nella sua introduzione, qualcosa si sta muovendo sia per quanto riguarda le misure della promozione da una parte e quelle della cooperazione, dove cerchiamo di mettere insieme diversi attori per lo studio di progetti precompetitivi e che abbiano un impatto su una pluralità di soggetti. Anche per quanto riguarda la competitività noi abbiamo dato alcune indicazioni relativamente ai punteggi e quindi a sostenere alcune iniziative volte magari alla riduzione del consumo del suolo, che tu hai citato prima, oppure alla valorizzazione delle pratiche del benessere animale o all'utilizzo di attrezzature e anche macchine a ridotto impatto ambientale. Pensiamo anche all'agricoltura conservativa e di precisione dall'altro. Ecco allora che diventa importante l'occasione come quella di oggi e ci diamo appuntamento per il nuovo PSR, visto che ormai, forse perché siamo stati anche un po' efficienti come sistema amministrativo, la VEPA che è qui rappresentata, e quindi facendo sistema abbiamo anche utilizzato parecchie delle risorse a disposizione. Quindi adesso prepariamoci al nuovo
che avanza, quindi è un nuovo periodo di programmazione che tenga conto di queste indicazioni e di queste opportunità che vengono da tutta la filiera che, ricordiamo, deve essere valorizzata in ogni suo segmento. Grazie. Allora, mi è stato chiesto di chiudere. Sì, io sono d'accordo con l'intervento che ha fatto il dottor Truzzi. CS qua, perché è qua? Perché si è sostituito a un vuoto, ha proposto delle iniziative che 2 ministeri, ambiente e agricoltura, non sono riusciti a mettersi d'accordo nel varare prima della fine di questa legislatura. Ne hanno parlato per anni, siamo arrivati al dunque, non abbiamo un frame, un quadro, un qualcosa di olistico, come abbiamo detto io e Pier Cristiano prima, che possa essere il filo conduttore ove, io, badate bene, non sono per nulla dirigista, sono per il libero mercato, però nell'ambito di un quadro complessivo tutti quanti si incanalano e ovviamente avendo rispetto di ogni parte costituente della filiera, come diceva anche Lorenzo, ogni parte costituente della filiera deve contribuire e deve avere il giusto riconoscimento del suo contributo. Questa è una opinione e anche una speranza che credo trovi presto concretizzazione. Grazie per la partecipazione adesso a tutti. Un grazie particolare io devo darlo ai 3 della grande distribuzione. Sono sempre stati presenti nelle nostre manifestazioni perché si rendono conto che è un problema importante, quindi vuol dire che lo sentono se sono qua. Dobbiamo andare. Solo a 30 secondi. No, che non ho detto prima, giusto per ribadire questo concetto, i tempi sono molto stretti. Ricordiamoci che le NGO l'anno scorso hanno in un anno distrutto il mondo avicolo, quindi hanno fatto ricambiare completamente il mondo avicolo. Quest'anno è l'anno dei salmoni, speriamo che non sia il next step quello della vacca. Grazie.